Alle montagne, alla pianura, un solo grido, a Saradura! Facciamo finire il repertorio con la nuova. La saprete. Ci vedi camminare insieme, si sente di montagna, non ci prenderanno mai i cacciatori di Sardegna. Torneremo su alle regge a cacciare la polizia, non ha la risposta, infatti stanno libera, non ha Cari cittadini, vi impedite la possibilità di poter prendere parola dentro l'incontro pubblico. Io li denuncio tutti questi. Questa settimana vergogna, 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 vergogna. oggi questo incontro si vorrebbe parlare dell'utilità del nuovo a Brescia, ma quello che noi siamo qui a dire che in questa città, anche in un contesto come quello della pianura padana, un'opera come il TAV è solo frutto della speculazione economica, non ci sono altri motivi, altre ragioni che stanno dietro alla costruzione di quest'opera. Si parte, si torna insieme, Chiomonte come Atene, siamo tutti nel blog, lo sbirro nel cantiere, dovrà tremare se arrivano i notari. Ale, 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 E questa è la democrazia che il senatore Esposito ci millanta tanto di essere garante, una democrazia che parla solo di polizia, di esclusione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano, una sperpera enorme di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per finanziare scuole, sanità, nuovo welfare, bonifiche ambientali che anche in questa città abbiamo bisogno. Fanno entrare 2 o 3 persone che dicono contro, quindi ti voglio entrare con tutti nel blog, lo sbirro del cantiere, dovrà tremare se arrivano i notam. Ale, 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 ale. Questo è un movimento che non delega, questo è un movimento che chiede la partecipazione di tutti. Noi oggi vogliamo tutti entrare a portare le nostre ragioni, nessuno è escluso. Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Ma loro ce l'hanno paura, non preoccupate. È per quello che sono qua a bloccarci. Se non Il Nota paura non ne ha! Il Nota paura non ne ha! Il Nota paura non ne ha! E perché si fanno le domande non sanno neanche rispondere. Chiediamo di poter entrare, di poter prendere
sia utile a questo territorio. Noi vogliamo portare le ragioni di chi si oppone dalla Val Susa come ad Arquata, ad Brescia, come in altre zone di tutta Italia dove quest'opera non è accettata, dove i soldi spesi per quest'opera dovrebbero essere portati per finanziare nuove politiche, nuovo welfare. Oggi lavori tu per noi, noi non lavoreremo mai. Celerino con il casco blu, ti odio sempre più. Vai, dai, dai! Oggi lavori tu per noi, noi non lavoreremo mai. Assassino con il casco blu, ti odio sempre più. Ragazzi, d'altronde dovranno più prendere lo stipendio da qualche parte. Questa è la democrazia di chi militarizza intere porzioni di territorio, di chi tratta come se fossero zone di guerra, vallate come Val di Susa. E oggi anche a Brescia subisce il peso di questa militarizzazione, anche a Brescia viene negato il diritto di prendere parola e di prendere una posizione contraria rispetto al TAV. Chiediamo libertà di poterci muovere, chiediamo la libertà di poter entrare, anche prendere parola in questo incontro. Ah, è vero! Almeno libertà di espressione, cazzo! Ma non ho capito. Vabbè, mettiamolo su con le bandiere. Non possiamo parlare. Questa è la democrazia targata PD, questa è la democrazia targata Esposito, una democrazia che parla solo di diritti negati, di ruberie come quelle che il TAV rappresenta, dove ditte come Interfer che costruisce il TAV a Brescia, dove i suoi dirigenti vengono indagati per corruzione, per smaltimento illecito di rifiuti, dove esponenti come la Lorenzetti Che sono un concerto insieme. viene arrestata per le pressioni e per i favoritismi che è concesso a questa ditta. In tutta Italia dietro le grandi opere ci stanno lobby di imprenditori, di politici, in forte odore di mafia, che ogni giorno sprecano risorse pubbliche. Ci sfruttano, ci sfruttano, ci danno polizia. E questa la loro democrazia. Ci sfruttano, ci sfruttano, ci danno polizia. E questa la loro democrazia. Oggi l'ho voluto dire. Certo, e noi scusate, siamo in mezzo alla vita. Oggi va in scena il teatrino targato PD che vuole far passare l'idea di un'opera inutile, che vuole far passare l'idea che il TAV serva a questo territorio quando le priorità sono altre. Le bonifiche ambientali sono ferme al palo, un'emergenza abitativa che costringe, batte fuori di casa ogni giorno decine e decine di persone. Chiediamo di poter entrare a questo incontro, di poter portare le nostre ragioni. Se PD vuol dire porco Dio, la bandiera in piazza la porto anch'io. Se PD
Non interessa il PD a me. Era tanto che non facevamo una cosa con il PD che ha mandato a corteo, l'abbiamo è stato un attimo distratta. È stato lo slogan più amato da tutto il corteo. Felicissimi come pazzi. Ma quella del prosciutto no, la dico senza che Questa è la democrazia di questo incontro che voleva proporre un incontro per esporre le ragioni del no, un incontro che vede escluse le ragioni del no. Questo evidentemente a testimonianza di quello che già denunciavamo in questi giorni, cioè il fatto che da questo incontro esce il solito discorso che le grandi opere sono utili allo sviluppo di questo paese. Io la conosco da un sacco. Chiediamo di poter entrare, chiediamo di poter ottenere di poter parlare. finito le parole, penso le parole. Ma veramente? Sì, perché lei ha un piede davanti. È prova di un dibattito aperto a posizioni diverse da quelle che vogliono entrare in questa città. L'unico problema è quel pallone, che è un problema serio. Tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro. Sì, gli ho già detto. Non mi piace proprio. Sì, tutti dentro del massimo. Magari non dirmi quello. Beh, però non hai detto noi o loro. Ci sfruttano, ci sfattano, ci danno polizia. È questa la loro democrazia. Ci sfruttano, ci sfattano, ci danno polizia. È questa la loro democrazia. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha, sulle barricate sventola la bandiera dei Natale. La 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 la, sulle barricate sventola la bandiera dei Natale. Grida forte l'inno UOS, che paura non ne ha, dalla Val di Susa all'isola non ci fermerete mai. La 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 la, dalla Val di Susa all'isola non ci fermerete mai. Oggi va in scena l'ennesimo spettacolino di democrazia targata PD, una democrazia che parla solo di polizia, una democrazia che vuole imporre le logiche di speculazione delle grandi opere. Ma oggi c'è qualcuno che non ci sta, c'è qualcuno che a Brescia vuole riprendere il percorso che la Valsusa porta in strada milioni di persone. Quello che chiediamo è di poter entrare, quello che chiediamo è quello di poter portare le nostre ragioni anche dentro questo incontro. Certo, così poi me la portano via.
che vivono ogni giorno il dramma di questa crisi. Oggi, mentre questo incontro vorrebbero parlare di green economy, di farci passare quest'opera come opere che guardano alla sostenibilità ambientale di questo territorio, noi diciamo giù la maschera, così come venerdì a Roma gli studenti hanno conquistato l'inaugurazione dell'anno accademico e un convegno che in realtà era la solita passerella del governo. Volevano parlare di green economy e di università, ma gli studenti hanno impedito questa passerella, nonostante cariche e firme di polizia. E oggi anche a Brescia siamo qui per denunciare che la green economy non sarà un nuovo mantra entro cui vorranno far passare le loro speculazioni. I popoli in rivolta scrivono la storia, fino alla vittoria. I popoli in rivolta scrivono la storia, fino alla vittoria. Duelca il corno dell'esposito, duelca il corno! Ma perché ha paura di far troppe figuracce come ha fatto con i tedeschi? Così che venga su che lo violentiamo noi stasera. Anche perché gli organizzatori fanno dibattito, questo è degli organizzatori. Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Perché fa buio non riesco a inquadrare. Non l'hanno mica fatto nel teatro perché è grande. Appunto, c'è spazio. Giovanna, Allora ripetiamo, è solo la polizia che non ci lascia entrare. Ah, entriamo. Di poter prendere parola dentro questo incontro in cui mancano le ragioni di chi si oppone a quest'opera. Centinaia di ettari di terreno agricolo di pregio sono a rischio Brescia per la costruzione della tratta Brescia-Verona. Miliardi di soldi pubblici sono a rischio, verranno spesi per costruire un'opera
da nera, ragazzi. Questa è la democrazia che evidentemente il partito che governa questa città vuole imporre. Ecco la democrazia che governa le loro interne quando si parla di TAV. Qua dentro parla il rappresentante del malaffare del PD, un certo Stefano Esposito, che si è permesso in questi mesi di offendere, di militarizzare l'intero territorio, di far pagare sulla vera pelle di centinaia di persone che abitano nella diffusa tutta l'Italia la repressione. Dovete decidere se... Questi erano insieme. Andiamo in corteo. In galera. Cazzo, hai visto che arriva? Nessuno sa dove stiamo Questa è la democrazia di cui stanno stasera dentro questo teatro. Questa è la democrazia che impedisce la partecipazione, che vorrebbero portare la voce giornata questa grande opera. Questa è la prova di democrazia del sindaco, di tutte le istituzioni di questa città che ci impediscono di prendere parola, che ci impediscono di portare le ragioni, che ci vedono al contrario lo spreco di ricchezza, lo spreco di risorse che potrebbero essere destinate altrove, potrebbero essere destinate ad opere di maggiore utilità, sono un reddito incondizionato per chi paga questa crisi, potrebbero essere destinati a fondi per le politiche ambientali che in questa città rimangono per il malparo ormai da troppi anni. Chiediamo tutti di poter entrare lì dentro, nessuna delegazione, tutti le persone qua presenti hanno il diritto di prendere parola lì dentro. Noi non ce ne andremo da qua, perché quello che viene negato oggi è un diritto nostro inalienabile, è le sole minime libertà personali che non qualsiasi paese che vuole chiamarsi civile dovrebbero essere garantite. Allora, gli organizzatori hanno detto che sono disposti. Il signor Esposito ha detto che non avrebbe problemi e la polizia che non vi fa niente. Allora, torna in tavola. Grazie. Bravo le tavola! Ci sfruttano, ci sfruttano, ci danno polizia. E questa la loro democrazia. Ci sfruttano, ci danno polizia. E questa la loro democrazia. Il senatore Esposito qualche mese fa aveva in una dichiarazione pubblica detto di non aver paura di incontrare il notaio perché questi erano una minoranza all'interno del paese e per noi si tratta solo di un centinaio di persone violente, incapaci di portare ragioni. Bene, ecco, noi siamo qua e non abbiamo paura di incontrarlo, non abbiamo paura di portare le nostre ragioni, perché quest'opera anche a Brescia non lo vogliamo, non vogliamo! veramente poco. Direi di prenderci il diritto di manifestare, il diritto di riprenderci le strade, direi di muoverci in corteo attorno a questo quartiere, perché non ci faremo ingabbiare, non ci faremo chiudere in un angolo, perché le nostre ragioni sono le ragioni di chi quotidianamente lotta contro la crisi, di chi quotidianamente lotta
per cambiare la situazione, per chi non vuole pagare il dramma di questa crisi. Si forte! Insieme tutte convertire, se tutti per Se arrivano in onda, ale, 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 metti vicino alla riviera. ale, 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 ale. partiamo in questa mattina per denunciare quello che oggi sta succedendo. Sempre invita i cittadini di prendere parola in un incontro pubblico che dovrebbe essere uno scambio di opinioni. Quanti anni avresti? Io nel caso secondo me ne aveva 25, ma lui è nel turno. Cazzo, neanche cazzo vede. No? Sì. Speculativa che sta dietro ogni grandi opere, che sta dietro anche la Brescia, un'opera devastante che consumerà centinaia di ettari di terreno agricolo, un'opera che prevede la costruzione di un megatunnel che devasterà l'anfiteatro morenico. Oggi in questo teatro dovrebbe parlare anche il senatore Esposito, un senatore che questi anni mette il peso a criminalizzare un movimento di lotta popolare come quello della scusa, un movimento che rappresenta una delle espressioni più alte di dignità che questo paese in questi anni si è dato. Chiediamo di poter entrare, di poter prendere parola dentro questo incontro, di poter portare all'interno di questo incontro le ragioni del no alla grande opera che sta incombendo anche su Brescia. Chiediamo di poter entrare, di poter prendere parola. Quanto sta succedendo è di una gravità allucinante, a dei cittadini sta venendo impedito di prendere parola. Adriana, scendi. Non si vede niente. Questa è evidentemente la democrazia che si respira anche in questa città, dove viene impedito di portare all'interno di questo incontro la voce del no. Mentre
finanziarie che arricchiscono il solino e i soliti nostri. Oggi in questo teatro vuole andare in scena uno spettacolino di chi pensa che la stata fresca sia un'opera utile. Noi siamo qui per dire di no, siamo qui anche per dare il benvenuto al senatore che questi mesi non ha fatto altro che criminalizzare un movimento, che criminalizzare un movimento che coinvolge migliaia di persone nella difesa del proprio territorio. Fateci entrare, chiediamo anche le persone che sono lì, che ci guardano, di prendere una posizione riguardo a quanto sta accadendo. Questo non deve essere un dibattito, non deve essere una scambio di opinioni. Dov'è lo scambio di opinioni in questa situazione? Dov'è lo scambio di opinioni quando c'è la polizia schierata che non vuole farsi passare, che ci minaccia di arrestarci tutti se facciamo un passo avanti? Chiediamo alle persone qua fuori di prendere una posizione, perché quanto sta succedendo è di una gravità allucinante. Gente, che cosa manifestate? In piazza, manifestate! Manifestate! Oggi i più normali diritti di democrazia sono stati sospesi, con la stessa emergenzialità di chi tratta il movimento in Val di Susa. Oggi ci troviamo di fronte a una città militarizzata, perché evidentemente le ragioni del... La Val Susa paura non ne ha! La Val Susa paura non ne ha! Tutti insieme fanno paura! Tutti insieme fanno paura! Tutti insieme fanno paura! Vabbè, ma è adesso Mi ha alzato le mani per fargli male. Io per entrare a fare un intervento qua dentro non si può fare. Se metto dentro una decisione vostra, non sono io che chi è che lo Però loro! C'è gente che dorme. No, no. non ci stanno. Non è colpa nostra, sono loro che non ci fanno entrare. Entrare e usare quella porta quando c'era chi è il centro della lampada? Questo
facendo la democrazia che oggi vince la Brescia, questa è la democrazia che parla di polizia schierata. Chi è stato il genio che ha pensato bene di quanto di entrare lì con oggi questo incontro che doveva essere uno scambio di opinioni viene negata la parola alle ragioni del no, ma lo sapevamo già, non ci stupiva, vedendo chi siede dentro questo incontro, vedendo che tra i relatori c'è proprio quello Stefano Esposito, responsabile della militarizzazione dell'intera valle, quello che è un pagliaccio al servizio delle lobby che vogliono le grandi opere d'Italia. Una risposta la vorremmo dare anche all'assessore di Desenzano che dopo i nostri presidi di qualche settimana fa ha detto che forse stiamo scambiando la voglia di protestare contro il sistema con la battaglia contro il treno. Beh, noi rispondiamo che sappiamo bene quello che stiamo facendo, sappiamo bene che anche il treno, la costruzione di quella linea ferroviaria si vuole concedere soliti favori ai soliti imprenditori, ai soliti lobby che da anni affacciano questo paese. Noi chiediamo che quelle risorse che vengono spese e puttanate in opere inutili vadano a finanziare politiche di nuovo welfare, a finanziare bonifiche ambientali che in questa città rimangono al palo. Adesso proprio la paina. Sebastiano non sentono! Perché non ci guarda entrare! Quanto sta accadendo in questa città? Un sindaco è salito bandierato la parola del dialogo, evidentemente quando questo dialogo è scomodo e denuncia le corruzioni del suo partito non ce può più fare presto. Stava succedendo stasera, in cui dell'incognito dei cittadini prendono le parole. Che cosa fate? Prendete in piazza, manifestate! Che finestre spente stanno tutte. Poi sempre sempre va in giro, ogni roba si prende bene, se la ride. Visto il CF?